Le primarie sono finite, scoppierà la pace in casa PD. Gli appelli all'unità del partito non mancano, ma dalle parole ai fatti la missione non sarà certamente semplice, anche perché le divisioni tra correnti, Democrazia Cristiana Docet, nelle fila dei democratici fanno parte del DNA. Renzi è tornato facendo fuori nella corsa alla guida della segreteria quello che nel suo governo è stato il ministro della giustizia, Andrea Orlando, confermato poi nell'esecutivo Gentiloni, e Michele Emiliano. Adesso per l'incoronazione del Renzi bis alla guida del PD bisognerà attendere ovviamente una formalità, l'Assemblea nazionale, alla quale prenderà parte anche un piccolo gruppo proveniente dal territorio agrigentino. Per la mozione Renzi eletti 4 delegati, si tratta di Maria Iacono, parlamentare a Montecitorio, Carmen Amico di Menfi, il favarese Diego Cusumano e l'assessore comunale di Canicattì Massimo Muratore. 2 i delegati per la mozione Emiliano, il raffadalese Totogueli e la canicattinese Enza Clementi. Infine un delegato per la mozione Orlando, Massimo Ingiaimo. E così come le divisioni, anche le polemiche dentro il PD non sono una novità. Anche nell'Agrigentino viene fatto notare che truppe di Forza Italia si sarebbero scomodate per accostarsi domenica scorsa ai gazebo. Così come a votare domenica si sono recati quanti ormai di fatto non si sentivano più dentro il PD. È accaduto a Casteltermini, dove oggi un gruppo di esponenti politici ha ufficializzato la scelta di seguire Angelo Capodicasa, approdato nel nuovo movimento DP. Abbiamo voluto combattere l'ultima battaglia all'interno del Partito Democratico a fianco di Andrea Orlando, si legge in una nota. Il risultato delle primarie infatti conferma quella mutazione genetica del PD che lo schiaccia sotto il dominio del renzismo, lo allontana dalla sua vocazione originaria e lo trascina verso una deriva neocentrista. Oggi assumiamo la sofferta decisione di lasciare il partito, si puntualizza nella nota a firma di Mario Mallia, Cruciano Filippo e Totò Fontanella, Gero Tortorici, Giuseppe Barba, Lillo Triolo, Lillo Chiarenza, Francesco Navarra, Lillo Palumbo e Giusi Santino. Il gruppo infine sottolinea: noi comunque ci adopereremo affinché la strada possa ricongiungersi. Tra Agrigento e provincia i votanti alle primarie di domenica sono stati oltre 10.500. Dimostrazione di grande partecipazione, afferma Maria Iacono, che rilancia la politica e il ruolo centrale del PD a cominciare dalle prossime amministrative. Ma già nei prossimi giorni la prima resa dei conti si consumerà a Palazzo dei Giganti con il caso Riolo, sollevato dai vertici cittadini e provinciali del Partito Democratico.